Amici di Matto Scacco, buongiorno. Siamo di fronte ad una posizione che è stata giocata fra due grandissimi all'interno del campionato del mondo del 1960, Tal contro Botvinnik. Ovviamente, essendo i due giocatori due personaggi noti e stimati, questa posizione ovviamente è stata studiata poi anche da grandi campioni, è stata studiata da Karpov, è stata studiata da Kasparov e da tanti altri, e ognuno su questa posizione ha detto la sua. La cosa più bella che andremo a vedere è come tre grandi campioni del mondo hanno essenzialmente detto anche un po' cose diverse su questa situazione, e questo fa capire quanto gli scacchi si avvicinano più all'arte che alla matematica, perché solo nell'arte si possono avere tre visioni diverse di un'unica posizione. Allora, qui abbiamo al lato dei bianchi Tal, al lato dei neri Botvinnik. Ricordiamo un attimino le peculiarità di questi due giocatori. Tal veniva denominato il mago di Riga. Riga era il paese, insomma, dove era nato, sì, non vorrei dire stupidate. E il mago perché faceva sacrifici, mosse incredibili da vedere, robe pirotecniche. Dall'altro lato invece abbiamo Botvinnik, colui che ha fondato la scuola dove poi anche lo stesso Kasparov è andato a studiare, e c'era il buon Bronstein che affermava che Botvinnik, anche impegnandosi al 100%, non era in grado di calcolare più di due mosse in là, eppure è arrivato ad altissimi livelli. Quindi, mossa al bianco, che cosa si gioca in questa posizione? Ora, se ti invito veramente a prendere questo come se fosse un esercizio didattico e provare veramente a mettere in pausa il video, a capire il bianco che cosa dovrebbe giocare in questa situazione, poi ovviamente clicca su play perché ti darò la soluzione. Ok, una posizione non affatto semplice. Che cos'è che si può notare in questa posizione? È uno squilibrio dato dal fatto che il bianco ha solo un pezzo leggero mentre il nero ha due pezzi leggeri. Però il bianco non ha il pezzo senza alcun compenso, anzi ci sono dei compensi molto importanti. Basti pensare che siamo a livello di pedoni, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedoni contro 1, 2, 3, 4. Quindi mancano proprio quei famosi tre pedoni, e il problema è cercare di dare vita a questi tre pedoni, perché altrimenti qui Tal finisce per essere poi sotto di materiale. Vediamo che cosa può succedere in questa posizione. È difficile trovare un piano di gioco, qui bisogna fare attenzione. Spesso quando ci si mette dal lato dei bianchi dobbiamo dire ma se il nero riesce a fare cose di questo tipo, ma se il nero mi fa quella, quindi giocare anche talvolta di profilassi, di prevenzione. Ok, si potrebbe giocare la spinta in H5 facendo leva che il cavallo è inchiodato, non può catturare altrimenti si perde la torre, e questo è ovvio. Peccato che su questa spinta il nero potrebbe tranquillamente catturare con il pedone, e quindi insomma sarebbe finita lì, anzi abbiamo regalato un pedone al nero. C'è qualcosa che può succedere cambiando queste torri? Sembra di no, la regina è vero che viene deviata, ma non possiamo neanche, per dire, dopo cambio, ho sbagliato perché toccava, ecco, ora, scusami, dopo cambio, non possiamo neanche, per dire, giocare torre qui, poiché la torre sarebbe sottopresa, quindi neanche questa sembra essere entusiasmante. Posso pensare di dare l'alfiere sul cavallo? Bah, questa mossa sarebbe totalmente errata, proprio perché, come dicevamo all'inizio, il bianco è con un pezzo leggero in meno. Se togli l'ultimo pezzo leggero, la posizione ci si può ritorcere contro. Non solo, ora stai essenzialmente migliorando gratis la posizione del cavallo in D7 che prima non faceva nulla, quindi questa è assolutamente da scartare. Quindi, allora, qual è la mossa corretta da giocare in questa situazione? In partita, Tal col bianco giocò regina in G3. In post partita Tal commentò questa mossa dicendo: ho giocato questa mossa ad esclusione, tutte le altre mi sembravano peggio, sapevo che comunque non era una gran mossa, ma ho giocato per esclusione. L'idea
di Tal su questa mossa che è molto molto carina. Ovviamente guarda come Tal ricerca sempre le cose combinative, no? Su questa arriva prima torre intermedia scacco, poi mi riprendo la donna. L'idea era quello di evitare di non dare la possibilità al nero ora per esempio di raddoppiare le torri, ma il nero ora deve pensare un attimino a che cosa fare con questa regina. Ma semplicemente dopo un cambio di questo tipo, scacco, cambio di questo tipo, sono potenziali entrate anche se magari il nero può coprire con la torre, ma resta il fatto che qui ora i pedoni evidenziati in giallo sono una debolezza e nel finale possono creare qualche problema. Quindi non so, io non cambierei i pezzi ora che ho appunto un pezzo leggero in meno. Ritornando alla posizione originale, mettendoci nei panni del nero, il nero anche se tocca ora al bianco fare la mossa, il nero ci pensa comunque che cosa mi farebbe paura, no? Che cosa mi spaventerebbe. Qui Botvinnik, senza entrare analiticamente nei calcoli, così come ha fatto Tal dopo Regina G3, comunque qualcosina devi calcolare, almeno un paio di mosse dopo su quello che succede, dato che Botvinnik, come diceva Bronstein, non è un grande calcolatore, ha distinto, ad intuito le parole che disse. Qui no, qui semplicemente il bianco deve cambiare le torri ma lasciare le donne in gioco, quindi una roba di questo tipo, eventualmente cercare di cambiare anche l'altro paio di torri, ma la donna deve rimanere in gioco per poter poi attaccare eventualmente da qualche parte. Però diciamo l'intuito scacchistico di Botvinnik era quello di tenere in gioco le donne, quindi non avrebbe mai giocato neanche sotto calcolo e neanche sotto tortura una mossa come regina in G3. Favoloso. E adesso è il turno di Kasparov, quindi due campioni si sono già pronunciati, ora è il turno di Kasparov che vede questa situazione e la prima cosa che dice appunto è: qui la mossa migliore sicuramente per il bianco è il cambio delle torri, quindi dopo un piccolo calcolo ha visto che donna B3 dava almeno una possibilità al bianco di essere un pochettino reattivo. Sposta l'attenzione sull'ala di donna e non è troppo semplice capire come difendere questo pedone. Per esempio una mossa come cavallo B6 permetterebbe avanzate disturbanti di questo tipo, non è semplice. Ovviamente giocare una mossa di questo tipo indebolirebbe il pedone in C6, che permetterebbe magari alla regina di attaccarlo subito, e tornando ancora indietro una mossa come su donna B3 andare a proteggere con torre B8 ovviamente avrebbe reso la torre molto passiva. Niente, la nostra analisi si ferma qui. Quello che mi interessava, penso che era la cosa più divertente di questa posizione, è vedere come appunto anche i campioni del mondo talvolta hanno visioni divergenti. C'è chi calcola più in profondità le varie linee, le varie varianti, c'è chi di getto riesce a intuire subito che cosa vuole la posizione e c'è chi appunto dà delle idee precise su come continuare, eccetera eccetera. Questa cosa mi ha stupito, spero che abbia fatto piacere anche a voi. Noi ci vediamo prestissimo sempre qui sul canale YouTube di Matto Scacco. Ci vediamo alla prossima, ciao.